troppo forte Eric, troppo forte, troppo forte, troppo forte. Troppo forte. Quando è venuto c'avevo 1,5 miliardi di domande, oh. Ci sono alcuni di loro che mi hanno riempito di domande che neanche un più grande teologo. Cioè, non lo so io. Mi martellavano di domande, mi arrivava un messaggio ogni 5 minuti a casa, ma pastore, ma questa cosa cosa vuol dire? Ma perché dicono questo? Perché la gente non crede? Perché? Che so Dio io, non lo so io. No, sono contento che qua Eric, perché veramente il nemico ce l'ha messa tutta perché non si battezzasse. Il bambino dov'è? Dov'è tuo figlio? Dov'è? È nell'acqua! Ma è uscito dall'ospedale stamattina! Dov'è che sei? Vieni qua, oh, vieni qua! Ma questo era nell'ospedale questa mattina! Vieni da tuo papà, vieni! E sei stato forte da tanti bacini, e i bacini ti diamo noi, Dio te ne dica, alleluia. Mamma mia, sapete che è stato 3-4 giorni, 3 giorni in ospedale, no? Non si doveva più battezzare lui, all'ultimo momento è successo di tutto, sempre così, quando le persone si devono battezzare, cade qui, quello viene con la ex stampella, quell'altro si rompe la macchina, io prima di venire la macchina non andava, si ferma anche quella di Ilaria, di tutto, di più, ma perché? Perché questa scelta è la più importante, ecco perché, alleluia, ma... Dove vedi che devi andare alla lago? Vieni qui, vieni tuo papà, adesso vieni a vedere come fa tuo papà. Vieni qua, vieni insieme al tuo nonno. Ehi, Sebastiano, vai vicino alla nonna. Vedi la nonna, Ok, guarda tuo papà cosa fa adesso. Guarda tuo papà cosa fa, questo ti deve rimanere in mente. Mami, ti vuoi mangiare tutto anche tu? Vieni. E Gesù è gelosa? E buttati. Alleluia, dai che sono rimasti ormai solo un paio. Alleluia. Eric, questo è un momento veramente importante. Io veramente sono felicissimo e grato di trovarmi in questo momento, perché con te abbiamo fatto un po' di discussioni, hai fatto proprio le tue domande, giustamente, no? Che è giusto, le persone si devono chiedere, ma alla fin fine sei arrivato convinto, hai detto sì. Allora io ti voglio chiedere questa mattina, tu credi in Gesù Cristo come figlio di Dio, che Lui è Dio venuto in carne? Con tutto il cuore. Nessuno ti ha convinto di venire qua a battezzarti? No. Vuoi seguire Gesù fino a quando? Per sempre. Per sempre. Bene, in base a questa dichiarazione noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ricevi anche il dono dello Spirito Santo nel nome di Gesù. Giù, giù. Gesù. Ogni catena